Sindaco Armelao, anzi state festeggiando la sagra del pesce, però è un settore che sta facendo preoccupare sia gli operatori che la vostra amministrazione. Come sta andando? Sì, stiamo festeggiando sì questa sagra del pesce, però un pensiero va veramente alle problematiche legate al mondo della pesca, in particolar modo ai pescatori delle vongole di mare. Sappiamo benissimo che sono stati colpiti da una moria, 9 mesi che sono a casa, regole europee che sicuramente non aiutano la nostra pesca e mi auguro che la semina che è stata fatta qualche mese fa con del prodotto che è arrivata dalle Marche, che il prodotto diciamo adesso in questo momento si stia ripopolando. Ecco, il pensiero sicuramente va a loro e mi auguro che presto venga risolta questa problematica. Ecco, tra i problemi i pescherecci stanno rottamando e soprattutto non c'è cambio generazionale. State facendo qualche operazione per sopperire a questo? Eh no, c'è la problematica del ricambio generazionale, poi questi fermi prolungati costringono chiaramente un padre di famiglia a trovare altro lavoro e quindi alla ripresa, come mi auguro ovviamente, qualora il prodotto si ripopoli in fondo al mare, la mia preoccupazione è quella che ci troviamo magari una flotta peschereccia dimezzata, perché nel frattempo, ma gioco forza, qualcuno ha trovato qualche altro lavoro da fare perché ovviamente il panino lo devi portare a casa, specialmente se hai una famiglia da mantenere. I competitor, in particolar modo croati dall'altra parte dell'Adriatico, hanno gli stessi problemi o li hanno affrontati diversamente? Oddio, lì non ho notizie di grosse problematiche, adesso ripeto non vorrei dire qualcosa di sbagliato, io penso ai nostri pescatori, ai nostri figli che hanno fatto grande questa città, perché ricordo che la pesca è comunque diciamo il prodotto ittico è trainante comunque per l'economia della città. Avete visto anche lo sviluppo dei bacari, i bacari sì c'è prosciutto crudo, però c'è anche chiaramente prodotto ittico, quindi ovviamente vanno difesi senza se e senza ma. Mi auguro che l'Europa cambi anche direzione nel prendere alcune scelte che sono chiaramente penalizzanti per il nostro settore, per la nostra flotta.